When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but your lights are... Se dici PGS Carrarese dici Amico Volley, perché è il torneo di fine maggio a caratterizzare la società di due Carrare nella bassa padovana, che fa pallavolo tutto l'anno, ma che in occasione della 2 giorni giovanile esprime un concentrato di valori uniti ad agonismo, propria caratteristica peculiare. Qui le squadre giocano, mangiano e dormono assieme, proponendo una formula unica nel panorama pallavolistico veneto. Siamo arrivati alla 9ª edizione, lo spirito è sempre lo stesso, quello di far divertire i giovani, l'aggregazione tra atleti, tra genitori, tra le varie società. Ecco, stare 2 giorni in compagnia serve anche per conoscerci meglio e stare bene insieme. Nella finale di domenica 25 maggio i giovani del Real Padova, alla loro prima partecipazione, hanno avuto la meglio sull'Olimpia per 2-0, riempiendo di soddisfazione il loro allenatore alla vigilia del suo compleanno. Quest'anno siamo molto migliorati, siamo arrivati anche terzi al campionato della FIPAV di Padova, quindi siamo felici molto. È stato un torneo lungo, faticoso, ricco di soddisfazioni, organizzato bene. Inoltre i nostri ragazzi hanno fatto amicizia con tutti i loro colleghi. Stanotte hanno dormito un po' poco, però alla fine la cosa ha pagato, perché sono rimasti svegli e pieni di energia fino all'ultimo punto. Abbiamo avuto delle amicizie grandi come con la società dell'Olimpia. E questo è ciò che rimane impresso nei ragazzi. Il risultato sportivo dà soddisfazione, ma dal giorno dopo si torna in palestra con l'obiettivo di costruire nuovi successi. Le amicizie invece resteranno e magari cresceranno. Sono molto contento di essere qui oggi, perché qui si vede il vero movimento della pallavolo, quello che noi amiamo chiamare movimento della pallavolo. Non solo pallavolo di vertice, non solo grandi vittorie, ma i bambini che stanno insieme, i valori veri dello sport che qui si vedono in questa società in particolare. Una società che si è dedicata in tutti questi anni, diremo proprio con entusiasmo e assiduità, all'educazione dei ragazzi, educazione allo sport, e anche diremo sono venuti dei buoni e grossi risultati. La PGS Carrarese, quest'anno in eccellenza, cioè nel girone top della provincia di Padova, con entrambe le squadre di Under 13 e con l'Under 18 femminile, compie 50 anni. Si tratta di un compleanno molto speciale che verrà festeggiato la 3ª domenica di settembre e al quale parteciperanno tutti quanti hanno contribuito negli anni alla lunga vita del sodalizio nato nel cortile del patronato e ispirato ai valori del Don Bosco. Se noi incontriamo il cuore dei ragazzi, incontriamo la vita del futuro. La nostra società dal 1964 che si occupa dei ragazzi. Noi quest'anno vogliamo presentare questa associazione, questa società a tutta la cittadinanza, ai nostri ragazzi, far capire, far vedere che cosa abbiamo fatto e che cosa vogliamo fare nel tempo. Che i prossimi 50 anni siano così, con lo spirito, con l'entusiasmo, con i principi che ci spingono a lavorare, soprattutto per i ragazzi, per le giovanili, e poi, se c'è qualità, proseguono.